Uno spettacolo dal titolo Da Caruso a Carosone ed è uno spettacolo meraviglioso, in realtà è un viaggio tra il teatro e la musica d'autore napoletana, quindi due grandi artisti come titolo, quindi Da Caruso a Carosone, per segnare un po' l'epoca della canzone napoletana, quindi dell'evolversi della canzone napoletana. L'interprete è Enzo Carro, un artista napoletano per l'appunto bravissimo, che con la sua voce narrante, ma non solo perché lui è anche un tenore, quindi un bravissimo cantante, e con la sua chitarra ci accompagna in questo viaggio, quindi saranno un susseguirsi di canzoni introdotte ma anche intervallate da simpatici aneddoti e da spiegazioni che proprio ci fanno capire il significato della canzone, l'autore, l'epoca in cui è nata la canzone. Quindi ci saranno momenti di riflessione, momenti proprio dove il sentimento dell'amore o sentimenti importanti vengono su, dei momenti invece molto allegri e anche di coinvolgimento, dove il pubblico parteciperà attivamente allo spettacolo e parteciperà anche alla fine dello spettacolo, perché abbiamo previsto un momento dolce, quindi ci sarà l'incontro con l'artista alla fine del concerto, dello spettacolo, e una comparazione fra i dolci napoletani originali e i dolci nostri siciliani. Come mai avete scelto questo spettacolo? Cos'è che ti ha portato a dire ok, lo voglio portare a Trapani? Lo voglio portare a Trapani e l'ho voluto portare a Trapani perché io quest'estate ho avuto il piacere di conoscerlo attraverso un altro artista con cui noi lavoriamo e mi sono subito innamorata di questo spettacolo, soprattutto del modo come lui, Enzo Carro mi riferisco, tiene il palcoscenico e come coinvolge, perché in realtà io non sono un amante della canzone napoletana, chiaramente qui si parla di canzoni di un certo tipo, di uno spettacolo abbastanza elegante, quindi però non ero neanche spinta. Un amico artista mi ha detto vai a vederlo e ti posso assicurare che davvero io mi sono emozionata tanto e mi è piaciuto, quindi immediatamente poi quando uno spettacolo mi piace automaticamente io lo porto in scena se posso. Appuntamento quindi alle 21:30. Appuntamento sabato 14 alle 21:30 al Teatro Don Bosco. La prevendita è aperta, sta andando benissimo, ancora ci sono posti disponibili. Per chi vuole contattarci basta insomma vedere la nostra pagina Facebook o Do Management, lì c'è la locandina e tutti i numeri di telefono.